Bella io, bentornati sulla Napoli Football. Ragazzi, siamo atterrati finalmente in Divisione 2 in questa stagione. Andiamo a cercare subito il primo avversario di questa divisione. Mentre siamo in questa divisione, e come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, ragazzi, noi ci proveremo. Sarà estremamente complicato, ma proveremo a fare un miracolo pazzesco che è quello di andare in Divisione 1. Intanto vediamo il primo avversario che ci tocca, raga, e sarà, mamma mia, Fauni Ubriachi, Giappone-Napoli, un top 20.000 di Divisione 2. Vediamo la prima bestia di Satana di questa divisione. Schema di gioco, questa volta Joker a Nathan, anche se devo dire la verità, Ostergaard non ha demeritato nelle scorse partite. Questo è un centrocampo molto folto, molto folto, e con 4 difensori, praticamente 4 difensori centrali, perché Marquinhos è un finto terzino destro. Ok, io anche se sono 4 in difesa, gli esterni li inverto lo stesso, perché è una difesa molto stretta, quindi ci vorrei provare. E poi capiamo un attimo il centrocampo, se è il caso di cambiare qualcosa nel secondo tempo. Per il momento andiamo così. Si parte 4-1-4, questo non ti presserà alto, infatti l'ho pensato. Questo però è il motivo di invertire gli esterni, per provare qualche cross in più. Ci proviamo. Battono loro, noi tiriamo l'attacca giù e Kvara recupera subito palla. Palla per Anghissà, brutto errore di Zambo qui, dobbiamo stare attenti. Torna Lobotka, errore però di Lobo. Attenzione, attacca il Giappone con Di Lorenzo che recupera questa palla. Kvaratskhelia, Di Lorenzo dentro per Kvaratskhelia, scende Kvaratskhelia che prova a lanciare lungo, un po' male qui. Anghissà, bel recupero di Anghissà dentro per Victor Osimhen che appoggia Kvaratskhelia, va dietro al Lobotka, palla per Anghissà, attenzione Anghissà, dentro per Politano, grande giocata, Zambo Anghissà per Politano che incrocia e trafigge il Giappone. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede. Partiamo fortissimo, nonostante io tenevo ancora l'attacca giù. In tutto ciò, attenzione, prova a ripartire il Giappone adesso. Griezmann, Meret para e rilancia verso Victor Osimhen che appoggia Politano, si ferma Politano, provato ad alzarla qui, attenzione, palla dentro, Anghissà, palla per Mario Rui che alza questo pallone verso Matteo Politano che prova ad andare, Matteo stoppa questa palla, Matteo Politano, il tempo per andare al cross verso Kvaratskhelia, peccato qui, Anghissà per arrivare in chiusura, attenzione Griezmann, Rachmani prova ad andare a chiudere anche Di Lorenzo, fallo di Giannino. Sì, molto a culo. Molto a culo. Però è uscita una bella cosa. Però sì, è ovviamente molto a culo. Tanto punizione per il Giappone. Attenzione a Declan Rice, che ha una botta non indifferente. Declan Rice che infatti ci prova. Mamma mia, Meret. Continua il suo periodo interessante. Rachmani rilancia lungo, escono ad anticipare Osimhen, attenzione, scende Anghissà, arriva Zielinski in chiusura e palla per Kvaratskhelia che va da Mario Rui allarga per Politano, brutta palla di Rui qua, e adesso deve tornare verso Hakimi, palla dentro del Giappone, grandissimo Rachmani in chiusura. Poi palla per Osimhen che allarga per Politano, fa correre Anghissà dentro per Matteo Politano, contropiede bellissimo, attenzione Politano, cross in mezzo, arriva Osimhen, Victor Osimhen, raddoppia, contropiede pazzesco e cinismo incredibile qui per Victor. Attenzione, provano ad attaccare loro, tirano ma sbagliano, torna anche Victor Osimhen che appoggia Kvaratskhelia che prova ad andare dentro da Politano, era una bella giocata qui.
Hakimi attacca il Giappone, attenzione, palla dentro, Pempé, Meret para, tengono palla dentro con Di Lorenzo che attende, vanno fuori e scende Anguissa su Rice, attenzione, proviamo a tenere l'attenzione alta con Di Lorenzo che prova a spazzare verso Victor Osimhen, che riesce a spizzare per Zielinski che non riesce a recuperare questa palla. Anguissa, bel recupero palla dentro per Zielinski, prova a cercare Victor Osimhen, si ferma Victor, fallo di Victor. Scusate che ho fatto. Kvaratskhelia appoggia subito per Giannino, Di Lorenzo appoggia per Kvara, scende Kvara, la ridà Di Lorenzo, peccato, e qui dobbiamo rincorrere. Anguissa, proviamo a temporeggiare, torna anche Politano, palla dentro di Rice, grande anticipo di Na, e questo è quello che non deve succedere. Poi fallo di Nathan, questo è quello che non deve succedere, ragazzi. E io ho caricato tutto, cioè perché ha fatto quel passaggio di merda se ho caricato tutto? Vabbè. Attenzione Zielinski, Griezmann dalla bandierina, Griezmann sulla barriera, palla dentro, cross in mezzo, Meret la blocca, perde qualche minuto, qualche secondo, e poi dentro verso Osimhen che appoggia Politano, che la dà Osimhen che prova a metterla dentro, arriva Kvaratskhelia, sbaglia tutto, Zielinski, palla per Osimhen, Politano vede Victor Osimhen che scende, Victor la mette dentro, arriva Mario Rui e si era inserito come un attaccante, attenzione Zielinski, spara, oh Gesù, Gesù, ragazzi, Gesù. Attenzione Casillas, rilancia verso Marquinhos, proviamo a chiudere, attenzione a non farci attirare troppo fuori. Anguissa attacca il Giappone, Di Lorenzo lo segue, la parata ancora di Meret e poi Mario Rui prova a metterla fuori, attacca ancora il Giappone, cross in mezzo, che gol di merda che ha fatto. Adesso sono sotto appena di un gol. Si sveglia il Giappone con Bellingham, un gol proprio ridicolo, ma la segnano. Attenzione che Kvaratskhelia si gira, dribbla e se ne va. Kvaratskhelia prova a crossare, la palla resta lì, pericolosissima, siamo poco fortunati. Zielinski prova a recuperare, Zielinski, gran recupero di Zielinski, cerca dentro Kvaratskhelia, si ferma Kvara, dentro Kvara ancora, dribbling di Kvara, appoggia per Anguissa, poco fortunati nel rimpallo qui. Pempé prova a chiudere Rrahmani, gran chiusura di Rrahmani, continuiamo ad essere veramente poco fortunati con i rimpalli. Kvaratskhelia, Meret, rilancio lungo verso Victor Osimhen, niente da fare, Mario Rui, Lobotka, andiamo in chiusura, Meret, rilancio ancora di Meret verso Osimhen che prova ad appoggiare a Politano che poteva temporeggiare qui, attenzione, prova a ripartire il Giappone, Kvaratskhelia, finisce il primo tempo, un primo tempo divertente, ragazzi, divertente, ce la stiamo giocando, dobbiamo continuare così. 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, attenzione, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi Lobotka, Nathan, torniamo da Meret che prova a rilanciare verso Victor Osimhen che spizza per Zielinski che fa correre Matteo Politano, si ferma Matteo Politano, si gira dentro per Mario Rui che prende in ritardo su De Ligt purtroppo, e adesso ha un po' di spazio il Giappone che fortunatamente sbaglia la ripartenza. La palla è nostra con Mario Rui che andrà da Nathan che prova a spazzare verso Kvaratskhelia che non riesce a prendere posizione, attenzione, torna Anguissa su Bellingham, palla dentro, Anguissa, palla dentro per Kvaratskhelia, niente da fare, Anguissa la ridà Kvaratskhelia, un po' di fortuna qua sul rimpallo, Zielinski dentro per Victor, attenzione Mario Rui, no Mario là no perché ha cambiato direzione così, attenzione Pempé, Pempé, 2-2, ci sta, purtroppo ci sta, 2-2 di Pempé. Lobotka allarga per Mario Rui, appoggia per Politano, si gira Politano, perdiamo palla.
Mi sa che servono dei cambi a breve. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetta. Zielinski recupera palla dentro per Mario Rui. Mario Rui cerca Zielinski in contropiede. Attenzione, Zielinski arriva al cross in mezzo. Osimhen si divora un gol qui. Ottima conclusione, ma lei Si divora un gol qui, Victor. Ottimo tempismo. Conclusioni del genere possono diventare Peccato. imparabili. La difesa è Casillas stata fortunata prova a in questo rilanciare, Kvaratskhelia prova a ritornare su Koulibaly, torna Kvaratskhelia, niente da fare. Fino in fondo Kvaratskhelia a dare una mano su Alphonso Davies e recuperiamo palla. Di Lorenzo, Rachmani prova a rilanciare, attenzione. Lobotka dentro per Osimhen, Zielinski, attenzione Lobotka, Griezmann, Pepe, Mario Rui allarga per Politano che la dà Zielinski, brutta palla di Politano, Zielinski recupera però una gran palla, va dentro da Osimhen, si gira Osimhen, va da Kvaratskhelia, bella giocata qui, Kvaratskhelia dentro, la palla finisce a Zielinski, Politano di testa, fuori gioco. Beccato in offside da guardaline. Fuori gioco di Matteo Politano. Allora, 61esimo, vediamo un po' come la situazione. Cavara stava Banderra proprio. Allora, dentro Giacomino Raspadori, dentro Raspadori e Ngonge, ragazzi, dentro Raspadori e Ngonge. Ci proviamo, io me la voglio giocare dentro loro due e per il momento va bene così. Per il momento va bene così, cambiamo gli esterni che stanno soffrendo. L'ho messo? Sì. Raspa, cazzo, hai ragione. Mamma mia, hai ragione. Okay. Hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Cambia tutto in attacco, doppia sostituzione. Si riparte, attenzione, Nathan prova a chiudere su Haaland, Zielinski, errore di Zielinski qua, chiusura non riuscita di Mario Rui, Nathan sì, e poi Nathan va da Ngonge, male però, brutta palla, attenzione dentro, cross in mezzo, Di Lorenzo mette fuori e Anghissà cerca di andare da Ngonge, che di tacco va da Mario Rui, che cerca Victor Osimhen, che va di tacco, peccato, qui sarebbe stata una giocata pazzesca, palla dentro Nathan, Lobotka la mette fuori, recuperata palla, attenzione c'è Haaland, Nathan e Di Lorenzo, Anghissà allarga malissimo la palla recuperata da Alphonso Davies, Rachmani, Zielinski, palla per Ngonge, niente da fare, Zielo ancora, Anghissà, Rice, tiene palla Rachmani, che poi prova ad allargare per Ngonge, niente da fare, riparte ancora il Giappone, Robson, giocata incredibile di Haaland, mamma mia, Di Lorenzo ragazzi, miracolo di Giannino qua. Miracolo del capitano. Rice dalla bandierina, calcio d'angolo. Meret. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Rilancio di Meret. Osimhen colpisce la da Mario Rui. Recuperato da Robson. Chi è quest'altro fenomeno? Attenzione dentro Kulusevski. Prova a leggere Anghissà con Lobotka. Anghissà troppo tempo. Rachmani mette fuori e Zielinski poi la dà a Ngonge, si gira Ngonge e prova ad andarsene Ngonge, grandissima giocata di Ngonge ancora, Ngonge dentro, la palla non passa per Zielinski ragazzi, la palla non passa per Zielinski, Anghissà, palla per Mario Rui che va da Zielinski che prova ad andare da Ngonge, fortunato secondo me qui un pochino il Giappone, Zielinski non riesce ad andare a chiudere, Mario Rui, Nathan va subito da Ngonge, bella giocata, subito dentro per Zielinski, che si gira Zielinski, va da Victor Osimhen, mamma mia ragazzi qua, ancora una deviazione che veramente è provvidenziale per loro, Lobotka fino in fondo, Rachmani, ci proviamo? Che dite? Ci proviamo?
proviamo a fare una sfangata senza precedenti. Dendonker, Pasqualino Mazzocchi, guardate che vi combino questa situazione qua. E Olivera al posto del maestro che... Ah, ho finito, va bene, allora va bene così, vai. Substitutions taking place. Il loro secondo corner del match. Ancora nessuno. Attenzione, calcio d'angolo però per il Giappone, calcio d'angolo dentro, Lindstrom prova a metterla fuori. Mano che culo. Wow, come va con Fredo. E sono tornati avanti. Che culo, maronna. Semplice ed Vabbè. efficace. Ha capito dove Mani. sarebbe andato il pallone ed era pronto a Mario segnare. Rui, dribbling di Rui, prova a scendere Mario Rui. Va Dangong dentro, male però, Sono male. in vantaggio di un gol. Ma chi altro poteva Attenzione, sbloccare il prova a risultato? ripartire il Davvero Barcellona. l'arma in più di questa squadra. Lobotka prova a buttarla dentro. Ngong a colpire di testa. Lindstrom ad allargare. Molto sfortunati qui. Vogliono recuperare lo È svantaggio. un peccato, ci siamo fatti recuperare come dei cazzoni. Haaland, Meret. E Meret chiude la porta. Rilancio lungo di Alex. Osimhen prova a spizzarla. Si scontra col difensore, niente da fare. Vanno dietro da Iker Casillas, prova a recuperare Ngong, dai, se la giocano bene loro. Con Kalidou, falla per Bastoni, provano a temporeggiare dentro Raspadori, prova ad andare da Casillas, la tengono bene Siamo lì. in pieno recupero. Dendonker, Raspadori, Ngong, attenzione, rischiano, ma incredibile come escono qua. Attenzione, Lindstrom dentro per Ngong, va da Osimhen, tiene palla Osi, si gira Osimhen, dentro per Ngong, si gira la parata di Casillas, nemmeno calcio d'angolo, finisce pure. In fondo. Hanno sfiorato proprio nel finale il gol del pareggio, ma non ce l'hanno fatta. Erano in vantaggio, si sono lasciati raggiungere e superare, come se avessero smesso La sconfitta di fa lottare male. sul pallone. L'allenatore dovrà lavorare su queste amnesie. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Fa male, fa molto male. Qua rischiamo anche la retrocessione stavolta, ma graziato con la sconfitta, secondo me, perché era la prima partita.